Si conferma al secondo incontro il successo già ottenuto dal primo nell'ambito della rassegna 33 giri di parole. La seconda iniziativa della rassegna musicale e letteraria ha avuto come protagonisti i Beatles tramite l'ascolto dell'album storico Abbey Road. L'incontro, presso la libreria Capalungo in Betanea, è stato organizzato e arricchito da Amedeo Bruccoleri, titolare della libreria, Antonio Pancamo Puglia e Beniamino Biondi, che hanno proposto la lettura di brani inerenti alla storia dei Beatles, intervallati dall'ascolto dell'album. Ai nostri microfoni hanno parlato della serata e degli eventi futuri. Oggi ascoltiamo Abbey Road dei Beatles, che è il loro ultimo album del 1969 e che ha segnato proprio la fine della loro parabola. A quali letture lo accosterete? Allora, abbiamo portato diversi testi sui Beatles, che sono testi sia biografici che testi anche di commento, in particolare per la collana TXT di Arcana sono usciti ultimamente dei volumi molto interessanti di Massimo Padalino, poi è uscito per Giunti un volume di Franco Zanetti che parla della storia canzone per canzone dei Beatles, in cui proprio viene analizzato tutto in maniera abbastanza precisa. In qualche modo i Beatles sono veramente la sintesi del Novecento e sono anche una bellissima, meravigliosa ricapitolazione un po' di tutte le arti, arte visive, teatro, narrativa, poesia, e sono il primo grande fenomeno di massa della seconda metà del Novecento, per cui ha degli addentellati anche rispetto al nostro presente, sia nei loro limiti chiaramente che anche nelle loro fortune e nei loro privilegi. Per cui ecco, questo è un incontro credo particolarmente importante. Poi io sono sempre stato un beatlesiano, per cui ecco, lo sento particolarmente, ed ha anche un'utilità credo rispetto alla cultura agrigentina, perché è uno strumento, una serata come questa, per poter anche fare molta educazione, perché dobbiamo porci anche il problema di come educare anche attraverso la cultura, perché probabilmente oggi l'unica scienza realmente rivoluzionaria è la pedagogia, per cui non possiamo che essere inevitabilmente dei pedagoghi. In questi giorni ho ricevuto diversi commenti sia in rete, su Facebook o per strada da parte di persone che hanno avuto modo di partecipare al primo incontro, riscontri positivi, e la cosa bella è che molti mi chiedono dei gruppi dei quali dovremmo occuparci o di alcuni dischi che hanno per loro segnato la storia della musica rock in generale, che vorrebbero che noi trattassimo in questo modo. Diciamo scherzosamente che per i miracoli ci stiamo attrezzando e che però con Antonio Puglia e Beniamino Biondi abbiamo pensato di prolungare fino alla prossima primavera il ciclo di incontri, e quindi ci sarà occasione per ascoltare appunto sia le band storiche che gruppi anche un pochino più alternative, più moderni, che alterneremo di volta in volta.